Oggi una conferenza stampa per illustrare i risultati di un lavoro di scavo fatto all'interno della zona della Valle dei Templi. Ecco, se ce li anticipa, direttore. Bene, abbiamo ripreso gli scavi, abbiamo ripreso i rapporti che si erano interrotti per la pandemia con le università, nello specifico con l'Università di Catania e con l'Università di Bari. Abbiamo scavato nell'area del teatro, abbiamo fatto dei ritrovamenti importanti, questo non fa che rendere il lavoro che abbiamo fatto di concerto con l'università e con il nostro scuola di rendere il lavoro migliore e di presentarlo, quindi siamo felici di avere ripreso e siamo felici che questi scavi hanno riportato questi ritrovamenti di cui ne parleremo ora, ma che hanno portato alla luce degli edifici importanti e che rendono giorno dopo giorno lo scavo che stiamo completando e che stiamo allargando nell'area del teatro un'area importante che porterà alla luce e porterà alla possibilità ai visitatori di ammirare le nuove scoperte che sono venute fuori. Direttore, si chiude questo scavo, ma ce ne sono altri pronti a partire? Beh, noi stiamo continuando nello scavo all'interno a monte della Via Sacra e anche lì abbiamo delle importanti scoperte che abbiamo fatto di abitazioni e delle quali parleremo nei prossimi giorni, ma aspettiamo il completamento e il finanziamento dello scavo per il teatro che dovrebbe essere addirittura d'arrivo e non mancano altre attività che metteremo sul programma degli scavi archeologici del parco. Devo dire che alcuni interventi di restauro sono in fase di completamento, il santuario rupestre nella parte finale e lo stesso riprenderanno a breve i lavori per la musealizzazione del santuario del Tempio di Zeus. Ecco, quali le novità, se ce le anticipa? Le novità di quest'anno sullo scavo sono state importanti, che abbiamo trovato le fasi più antiche del teatro, quindi tutta la parte fra il VI e il V secolo prima della costruzione del teatro, che era un po' sconosciuta ad Agrigento, e ci ha aperto un po' un mondo nuovo sulla città più antica. Professore, cosa è emerso dal sottosuolo in particolare? In particolare nella parte bassa del teatro sono emerse tutte strutture per la gestione dell'acqua, fontane monumentali e una serie di strutture che vanno tra la fine del VI e la fine del V secolo, quindi proprio la parte prima dell'arrivo dei cartaginesi ad Agrigento, mentre nella parte alta del teatro è emersa una chiesa paleocristiana molto interessante con dei mosaici, e qui stiamo parlando dei livelli di distruzione del teatro e il cambiamento della città in città cristiana. Sono stati scavi che hanno coinvolto molti giovani studenti. Sì, hanno coinvolto, devo dire, tanti studenti, siamo arrivati quasi a 100 quest'anno, e anche studenti di altre università, Milano, Padova, studenti francesi, insomma è stato uno scavo di grande richiamo, per fortuna. Ecco, che tipo di esperienza è fatta qui ad Agrigento, la sua testimonianza, insomma, il suo punto di vista? Ma sicuramente la Valle offre costantemente occasioni per approfondire la conoscenza di un territorio, di una città che ormai ha oltre 2600 anni di storia, questo lo sappiamo e li abbiamo festeggiati lo scorso anno. E quello che è molto importante, quello che sta venendo fuori, non solo una testimonianza per ricostruire un monumento importante per la città che ha avuto una storia di ricerche, fortunate o meno fortunate, molto lunga. Tanta gente ci ha perso tempo, vita, denaro per ricercare questo teatro. Noi a un certo punto ci siamo posti le domande giuste e ci siamo ritrovati a rinvenire questa struttura, questo complesso, nell'ambito di una ricerca più ampia che coinvolgeva la parte centrale della città. Quindi stiamo assistendo a un ritrovamento di diverse testimonianze che mostrano appunto le varie fasi della storia, no? Dai Romani ai Cartaginesi ai Greci, insomma un connubio di civiltà. Esattamente, questa è la cosa forse più interessante, cioè iniziamo ad allargare quelli che sono gli orizzonti della conoscenza storica di questa città, che ha ragione per tantissimo tempo chiaramente si è concentrata sull'epoca, diciamo, d'oro, quella le cui evidenze parlano più esplicitamente, ovvero quelle dai templi del Crinale verso il mare, chiaramente. Quindi allarghiamo la forchetta
arrivando anche alle fasi di occupazione più tarda, che comunque restituiscono importanti testimonianze di una continuità di vita che praticamente dall'età arcaica arriva fino all'alto medioevo, quindi stiamo parlando di oltre 1000 anni di storia che riusciamo a riconoscere all'interno dell'area del teatro.